Bella a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video del Mercato Batman Napoletano. Come state? Spero tutto bene. In questo video andremo a parlare della partita che ha fatto oggi la Roma, che in realtà ha concluso pochi minuti fa, uno o 2 minuti fa. Roma che asfalta il Genoa di De Rossi, tra l'altro che De Rossi ritorna nello stadio in cui ha giocato per tutta una vita, ritorna dai suoi tifosi che l'hanno sempre sostenuto per una vita intera. È stato anche allenatore per tipo fine ottobre dell'anno scorso, più o meno. È stato pure allenatore della Roma, quindi ritorna adesso ai tifosi. Ma non ricordo il tipo di accoglienza o io perché tengono un male capo giù. Sto mezzo ubriaco. No, è vero, scherzo io. Vabbè, tengono un male capo assurdo, non vedo l'ora di acqua qua. Cioè, se non ci stessa a Roma stasera, cioè, oggi non si sto a dormire in letto in questo momento, lo dico, sto proprio acciso. Vabbè, segna per la Roma. Mattia Solé al 14esimo, scusate, Conè al 19esimo e poi segna Ferguson. Poi all'87esimo per il Genoa, tra virgolette questo gol non è che sia voluta così tanto, va giù, perché stai all'87esimo a scadere della partita. Coppa 3-1, cioè 3-0, fai un gol in da 3, 4, 5 minuti, ma non me la ricordo quando è malato il recupero. E cioè non è che servono a tanto, sti gol. Poi tra l'altro che ora dopo questa vittoria che ha fatto la Roma, stanno tutte e quattro lì, tutte e quattro squadre, tutte diciamo tutte le contendenti allo scudetto lì, tutte in Champions League. Ha fatto pure prima, quanto ho fatto. Cioè Inter prima a 36, Milan la seconda a 35, Napoli terza a 34 e Roma quarta che passa la Juve che, sta a 30, che la Roma sta a 33. E stanno tutte lì. La Roma non è da 3 punti dalla vetta, il Napoli è a 2 e il Milan a 1. Cioè, la Roma ha fatto una gran partita, qua giù. C'è una partita stupenda. Cioè, con 3 gol e scarto, mamma mia. Cioè, non in queste 2 o 3 giornate di Serie A. Fino fino dalla 14esima in poi non mi mai ricordo che ci sono state una partita così, con minimo 3 gol e scarto. Cioè, non mi ricordo proprio in una singola partita. Vabbè, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao!